57 verbali di infrazione al codice della strada di ogni tipo, dal transito in ZTL all'eccesso di velocità, dal passaggio su corsie riservati agli autobus alle soste vietate, multe mai pagate per un valore di 15.000 euro, elevate dalla Polizia Locale di Vicenza dal 2016 ad una 45enne con casa a due ville, ma dove non c'era mai. Nonostante gli svariati tentativi di notificare le multe nella casa di residenza della donna, solo la tenacia di un commissario della Polizia Locale, che come un segugio si è messo sulle tracce, è riuscito alla fine a rintracciarla. La tenacia, la pervicacia di questo operatore, di questo agente, di questo commissario, insomma, ha dato dei frutti veramente incredibili. Siamo riusciti a notificare un'ingente quantità di somma e quindi ad evitare un ammanco alle casse comunali. Il commissario ha intercettato su Facebook il post di un amico della donna, da cui poi ha intuito che probabilmente c'era stato un trasferimento da due ville a Vicenza. Fatte le opportune verifiche anagrafiche del caso, il commissario ha individuato la 45enne a casa della madre, presentandosi alla porta con un conto salatissimo. Gli automobilisti indisciplinati sono avvisati. Se pensano di passarla liscia finché non trovano commissari o agenti o operatori di polizia locale che sanno fare il proprio lavoro. Il mio grande plauso a questo operatore di polizia locale.